Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta che semmai ha proposto temi completamente differenti fra una parte e l'altra. Questa è la giornata perché nella prima parte siamo in compagnia del presidente della Società dei Concerti Piero Lugnani, nella seconda parte invece avremo con noi il dentista, il dottor Stefano Marianovic, quindi due argomenti completamente differenti. Noi cominciamo, intanto grazie Piero. Ma come siete voi? Avete finito la stagione? Siete ancora in stagione? Qua non si capisce più niente. Una volta realtà come la Società dei Concerti e anche altre ti abituavano che arrivati a maggio, giugno, forse giugno, si chiudevano le stagioni, eccetera. Invece qua si chiude una stagione, se ne apre un'altra. Che certo. Diavolo state facendo? Combinando. Carissimo Umberto, grazie dell'invito come sempre, grazie a Tele4 e buon pomeriggio ai telespettatori. Giustamente questa proposta culturale di questo mese, in giugno, nasce come una rassegna collaterale che abbiamo denominato Estate in Musica 2025 e ha proposto, quindi domani abbiamo l'appuntamento conclusivo di questa rassegna estiva, anche se l'attività della Società dei Concerti non si ferma qua, continuerà in giugno, in luglio e poi in settembre con il Festival di Trieste, il Faro della Musica. E questo è un concerto conclusivo di una rassegna di 4 concerti che abbiamo voluto in qualche modo far circuitare, diciamo, in regione. Siamo stati a Muggia con un concerto per pianoforte con il quale abbiamo dato inizio a un nuovo festival, il Muggia Beethoven Fest. Sì, ne abbiamo parlato esatto, sì. Che si è svolto con grande successo e ha un buon seguito di pubblico che ci veramente invoglia a continuare il prossimo anno, stiamo già studiando la prossima edizione. E da lì ci siamo spostati poi a Gorizia, una puntata a Gorizia doveva essere fatta anche dalla Società dei Concerti nell'ambito delle manifestazioni 2025. Ci siamo spostati sul Coglio a Cormons, in un'azienda agricola dove abbiamo in qualche modo unito paesaggio, prodotti tipici locali e musica, che è il nostro piatto principale. Finiamo domani sera al Castello di Miramare con un'occasione davvero straordinaria perché portiamo in tournée, o meglio, abbiamo intercettato in una tournée l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano che festeggia quest'anno i suoi 80 anni dalla fondazione e ha deciso quindi di iniziare proprio con la tappa di Trieste al Castello di Miramare l'inizio di questi suoi festeggiamenti che celebrano un'attività svolta dal 1945 ad oggi ininterrottamente in una proposta ad alto livello della musica sinfonica. È un po' diciamo un qualche cosa di eccezionale nell'ambito italiano quello che un'orchestra abbia saputo resistere per così tanto tempo con una proposta esclusivamente sinfonica in una città come Milano, in cui tra l'altro vi sono anche molte altre proposte, no? di questo tipo, Teatro alla Scala, c'era l'Orchestra della Rai di Milano un tempo, poi ci sono l'Orchestra Sinfonica di Milano, c'è la FIL di Milano adesso, ci sono tante realtà orchestrali e quindi riuscire a traguardare gli 80 anni significa avere, diciamo, una progettualità che ha dato modo di dimostrare nel tempo quello che è il valore di questa orchestra. È un'orchestra che tra l'altro ha avuto anche sul podio direttori del calibro di, andando nel tempo, Bernstein, Abbado, Muti, roba proprio... Ecco, cose sì, diciamo sì. di alto livello, appunto, esordienti. e che si è caratterizzata in una proposta, diciamo, culturale sinfonica, di tipo sinfonica, in una realtà come quella italiana dove ovviamente viene privilegiato l'aspetto della musica lirica. Sappiamo benissimo che abbiamo 13 fondazioni lirico-sinfonica, abbiamo unica fondazione sinfonica riconosciuta che è l'Accademia di Santa Cecilia, ma altre realtà orchestrali che sappiano proporre diciamo esclusivamente un'offerta sinfonica sono piuttosto rare in Italia. Loro hanno mantenuto questo aspetto con una peculiarità che è quella di una proposta diciamo di programmi che guardavano sia e guardano sia al lato classico ma anche alla musica contemporanea. Okay. Molte delle musiche che sono state prodotte negli anni, dagli anni 50 agli anni, fino ad oggi, diciamo dagli autori contemporanei italiani ma non solo,
compositori, sono stati proprio realizzati o in prima assoluta o perché dedicate proprio a questa orchestra che si era specializzata in questo repertorio. Il primo concerto è del 1957, in novembre, in una Milano del 1945, che dalle macerie rinasce culturalmente e con questa proposta artistica riesce a far ritornare ad una normalità nella usufruizione proprio della cultura. Una città che appena poi un anno dopo vedrà la riapertura del Teatro alla Scala. Okay. Quindi per questo è un'orchestra che ha lasciato un segno nella cultura italiana. È un onore festeggiare con loro questo traguardo, anche perché io cerco sempre di così in qualche modo ricordare quali possono essere i collegamenti con la nostra città, e vi è un collegamento anche piuttosto importante perché ci dà modo di ricordare un grande violinista di Trieste, Franco Gulli, sì, che è stato proprio all'inizio della prima attività dell'orchestra il primo violino, cioè il violino di spalla di questa orchestra. A suo fianco sedeva un altro violinista originario delle nostre terre, Bruno Polli, che è stato poi docente anche al Conservatorio Triestino, quindi c'è un legame anche con la nostra città che ci piace ricordare. In questo appuntamento che inizierà domani alle 20:45, in caso di maltempo, insomma, non dovrebbe essere... Salvo non nevichi questa notte, sì, non credo. Perché viene spostato al Politeama Rossetti. Comunque l'appuntamento prevede brani di Beethoven e Mendelssohn, Bartoldi. Cos'è sta storia? Una volta per tutte, se noi diciamo Mendelssohn, è corretto o bisogna dire Mendelssohn Bartoldi? Il nome comunque completo sarebbe Mendelssohn Bartoldi, okay. È una famiglia di ricchi banchieri hamburghesi con un cognome che deriva da un'origine anche, diciamo, ebraica, insomma. Esatto, sì, ebraica, quindi è un nome composito, per comodità di utilizzo nei programmi di sala si usa il Mendelssohn, che però non è facile da scrivere, a meno che non è abituato con la grafia tedesca. L'H si sposta molto volentieri tra la M e l'H o va in finale addirittura. Quindi, e poi credo che, adesso non vorrei fare proprio il saccente, ci dovrebbe pronunciare Mendelssohn. Mendelssohn, cioè, esatto, sì. Qui Mendelssohn. Mica. È una finezza. Abbiamo fatto tedesco per niente. Certo, è la sezione... Con la lingua... Io parlavo delle medie, per dire, sì, più le medie, oggettivamente. Un compositore quindi... Comunque la sezione era la D. La sezione era la D, esatto. Un compositore quindi che in qualche modo ci dà modo di apprezzare in una location ovviamente particolarissima. Cioè l'aperto, cioè comunque siamo all'aperto, è quella dove usualmente... davanti alla facciata del castello, dove c'è la fontana, nella solita tradizionale diciamo, composizione della platea del palco, quindi davanti alla facciata del castello all'aperto, con un programma entusiasmante, facile anche e abbastanza attraente, che è appunto il concerto imperatorio numero 5 di Ludwig van Beethoven, concerto solenne, maestoso, ma anche molto allegro, quindi di un certo impatto sonoro. È uno dei più importanti tra i 5 concerti di Beethoven, è quello più noto e anche più forse eseguito, e quello che in qualche modo lascia un'impronta molto chiara del concetto del concerto per pianoforte orchestra di stampo romantico. E poi la Sinfonia Italiana di Mendelssohn, per dirla con la pronuncia corretta, temporalmente situiamo il concerto di Imperatore di Beethoven è il 1809, tra l'altro dedicato a Rodolfo Giovanni d'Asburgo, non è Rodolfo di Meyerling, siamo quasi 80 anni prima, tra l'altro cardinale, un Asburgo cardinale, allievo di Beethoven e poi, tra l'altro anche lui compositore, anche piuttosto capace, e soprattutto mecenate di Beethoven. Le famose composizioni del trio Arciduca sono proprio dedicate a lui, come la Missa Solemnis, che era stata composta per la sua intronizzazione come cardinale e che poi in verità, crescendo di dimensioni e nel tempo, è diventato un omaggio, diciamo, successivo a questa intronizzazione.
Sinfonia di Mendelssohn, siamo nel 1833, quindi... Che si chiama l'italiana? Si chiama italiana perché nasce come spunto di schizzi di composizione iniziati durante uno dei tanti viaggi che Mendelssohn fece in Italia. Tra l'altro, con una curiosità, la Sinfonia italiana è la quarta, come numericamente viene adesso catalogata, in realtà sarebbe la terza. La terza e la quarta sinfonia di Mendelssohn hanno queste denominazioni che identificano un luogo geografico. La terza è la scozzese, la quarta è la italiana. E uno appena ascolta l'inizio della scozzese e l'inizio dell'italiana non ha bisogno di manuali per capire di cosa stiamo parlando. La scozzese avrà poche note. Questa è una bella battuta che colgo, ma in realtà devo smentire perché la scozzese inizia proprio con una strisciata di note incredibili, quindi in fuga quasi, che è molto così significativa, ma rappresenta molto bene quello che è l'idea che all'epoca un viaggiatore, siamo nel pieno romanticismo, poteva avere della Scozia, ancorché sia stata composta in Italia, e questo è un po' l'assurdo. E poi non sarà nemmeno mai stato in Scozia, probabilmente. No, caspita, sì. Ah sì? Sì. Poi ci sono altre composizioni. Hai un autore, se devo essere sincero, a parte lui è una marcia nuziale è sua, o sbaglio? Sì, è Sogno di una notte di mezz'estate. Ecco. Non è che, devo essere sincero, è un autore che va riscoperto, perché è di una freschezza e di una inventiva che secondo me, anche per un pubblico giovane, può risultare molto sorprendente. Tra l'altro un personaggio anche molto particolare, perché Mendelssohn, che uno vede nei ritratti, nella ritrattistica dell'Ottocento, impettito, in frac, piuttosto composto e serio, è un ragazzo che a 19 anni ha attraversato a nuoto il canale della Manica. Quindi ecco, voglio dire, abbiamo spesso delle immagini stereotipate dei compositori senza capire esattamente poi dietro quelle note che cosa o cosa era capace di fare. Quindi probabilmente rispetto a ciò che si sa di parecchi altri compositori, questo era normale. Certo. Nel senso, certo. Non mi ci vedo Wagner a fare una roba di questo genere. Beh, forse Wagner ha fatto anche peggio, probabilmente. Sì, molto di peggio. Tra l'altro c'è uno sceneggiato, disponibile su Rai 3, chiedo scusa, disponibile su YouTube. C'è uno sceneggiato molto bello su Wagner, dove Wagner è interpretato da Richard Burton, che anche somiglia. C'è Vanessa Redgrave e oltretutto l'ultima volta che stanno assieme Laurence Olivier, John Gielgud e Ralph Richardson, quindi uno sceneggiato un po' pesantino, per dire la verità, come ambientazione, perché il regista Tony Palmer, se non mi sbaglio, è uno specializzato in queste cose di biografie, forse un pochettino, però insomma, comunque si parla di Wagner, ecco, voglio dire, non molto didascalico, anche se lì proprio, infatti quando parlavamo delle follie, diciamo, eseguite dai compositori, mi sono venute in mente queste scene, si rappresentano benissimo, la sua partecipazione agli scontri durante i motti del 48 e cose del genere. Però Wagner le follie se le faceva pagare quello sono abilità che vanno di pari passo alla capacità del compositore. Allora, dimmi ancora, chiedo scusa, biglietti, come si fa? I biglietti sono acquistabili su Viva Ticket, e su Ticket One, nella sede nostra della Società dei Concerti, e un'ora prima del concerto. Come sempre, insomma. C'è la possibilità di fare l'acquisto anche direttamente da un'ora prima del concerto, che ricordo è domani, giovedì, all'aperto, al Castello di San Giusto, alle ore 20, il Castello di Miramare, lapsus freudiano. Tra l'altro non so chi ha coniato questa bella espressione, 80 anni suonati. È un claim dell'orchestra che si è dedicata giustamente, abbastanza semplice, molto precisa, e quindi coglie nel segno. Allora, questo per quanto poi poi alla fine diremo ancora giusto un attimo questo appuntamento. Quest'estate cosa combinate? Combiniamo altre attività nell'ambito di Trieste Estate. Sono 2 produzioni cameristiche che vengono prodotte assieme al Comitato AMUR, del quale la Società dei Concerti è membro fondatore e unico in regione membro rappresentante di associazioni concertistiche di musica da camera, come noi Società del Quartetto per esempio a Milano e altre realtà in tutta Italia.
Sono due produzioni cameristiche che faremo al parco del Museo Civico Sartorio, quindi anche lì all'aperto, con un eventuale ricovero in caso di maltempo, ma dedicate appunto alla musica da camera. Avremo due formazioni, mi piace segnalare quella di 4 giovani violoncellisti che sono dell'Accademia di Alto Perfezionamento Stauffer di Cremona, che ci sono stati segnalati proprio da chi era il loro maestro, che purtroppo non c'è più, grande violoncellista Antonio Meneses, che è stato nostro ospite diverse volte alla Società di Concerti e anche al Festival di Trieste, il Faro della Musica. 4 giovani realmente, 2 sono anche minorenni, quindi proprio appena formati, ma di un livello qualitativo eccezionale, con un programma crossover, quindi la Società di Concerti propone anche le musiche che si intercettano le realtà anche contemporanee, diciamo così, e anche della musica, tra virgolette, più facile, ecco. E poi un trio con pianoforte, il trio Cobalt, che si è distinto in concorsi internazionali e anche stato selezionato dal comitato AMUR, del quale la società fa parte, come nuovi talenti, quindi con una proposta di giovani ma già affermati musicisti. Da dove vengono? Mi cogli impreparato. Cobalt, il nome sarà tedeschi? Adesso mi cogli impreparato. Non sarà tedeschi questo nome? No, sono misti, diciamo, una formazione... Questo nome pensavo sì, che Cobalt, fosse sì. Cobalt. E poi in realtà, questo sarà il 30 di giugno, Stauffer, e il trio Cobalt il 14 luglio. Poi riprenderemo la nostra attività con il Festival di Trieste, il Faro della Musica, quello sarà dal 5 settembre, ne riparleremo più avanti. Quello ne parliamo sicuramente più avanti. Senti, l'estate, no, per parecchie realtà che si occupano di spettacoli dal vivo, eccetera, è anche un momento in cui si sperimentano anche luoghi eventualmente nuovi dove suonare, eccetera. Per chi fa musica, non capisco, è più facile o più difficile? È molto più difficile, sia per chi lo organizza e ancor più per il musicista che deve esibirsi all'aperto. C'è una famosa frase che viene ripetuta molte volte, l'ho detta forse anch'io diverse volte in questa sede. Toscanini diceva che all'aperto si gioca solo alle bocce e non si fa musica. Questo non sapevo. È una battuta così abbastanza facile, ma che rappresenta una realtà che è evidente, cioè sì. Quello che l'ascolto di una musica, magari anche di una musica cameristica, che ha delle peculiarità, perché i gruppi sono molto ridotti, sono strumenti ad arco, quindi con una potenza sonora molto limitata, riuscire ad esibirsi all'aperto è un qualche cosa che ai tempi odierni richiede, diciamo, qualche piccolo accorgimento tecnico, di una leggerissima amplificazione per riuscire in qualche modo a rendere omogeneo quello che altrimenti sarebbe un suono che si disperde all'aperto. Ma ci sono luoghi dove per la loro stessa natura, per la loro stessa configurazione è più l'acustica è migliore o li trovi però... No, ed è una scoperta che realmente si fa anche al momento, cioè quando c'è il famoso la prova di assestamento cosiddetta, quando il musicista, diciamo, si siede per la prima volta, prova a capire il luogo come risponde. Ci sono delle risposte di alcuni luoghi che sono così in qualche modo anche non previste, non prevedibili. Dipende molto. Cambia poi anche perché ovviamente un quartetto risponde in un certo modo dal punto di vista acustico, un pianoforte ha un'altra potenza sonora ed è molto più facile che magari non abbia necessità di un'amplificazione, anche se siamo in uno spazio all'aperto. È un'esperienza che si vive sul momento. L'esperienza di un'orchestra, quella che faremo domani, ovviamente sarà ancora più importante perché c'è un'orchestra con un pianoforte, quindi vi deve essere un bilanciamento che deve garantire ai musicisti che suonano di sentirsi uno con l'altro, per cui l'amplificazione tante volte non viene fatta più che altro per proiettare il suono, ma per rendere proprio possibile ai musicisti la possibilità di appunto ascoltarsi uno con l'altro e quindi riuscire ad andare a tempo e a coordinarsi con tutti, no? Io 2 giorni fa, quando era? Una settimana fa, quando eravamo nello spazio dove hanno tirato su il tendone del Cirque du Soleil, lì è stata una roba incredibile perché molto probabilmente, anzi sicuramente, la posizione dei tir
che ancora stavano scaricando cose, eccetera, come erano posizionato, creavano una sorta di cassa armonica naturale, per cui a un certo punto io parlando a voce normalissima, mi sono sentito amplificato naturalmente, credo, ma è una roba, voglio dire, è una sensazione strana per chi non vi è abituato, per chi non sperimenta queste cose, dici ma com'è che, cioè uno stava distante, ho detto vuoi venire qua? Ho detto è venuto subito senza che io dovessi alzare la voce, eccetera, una roba molto, molto particolare. Quindi diciamo, anche per quanto riguarda l'attuale disponibilità di luoghi in città dove potersi esibire chiuso, aperto, ormai quelli sono. Sono per noi ormai conosciuti, Sì. li abbiamo così in qualche modo avuto modo di assaggiarli nel tempo con varie formazioni, anche quindi capendo di volta in volta qual era la reazione. All'aperto poi bisogna capire anche quali sono i numeri, perché è ovvio che del pubblico intendo, nel senso che certo l'attrattività di un concerto di un'orchestra sinfonica come sarà domani ha una risposta diversa da quella che può essere un concerto di musica da camera. Poi dipende, poi c'è anche l'incognita meteo. L'incognita meteo è quella che ovviamente mette in ansia tutti, perché bisogna comunque sempre avere il piano B pronto. Il piano B, devo essere onesto, in una città come Trieste è alquanto difficile, perché ormai le strutture che abbiamo a disposizione per contenere, diciamo, dei numeri elevati sono poche. Sono i due teatri che abbiamo fondamentalmente, che viaggiano sui 1100 il Verdi e 1500 posti di capienza, il Rossetti. Altre strutture che possono in qualche modo garantire questa capienza non ce ne sono. Qui infatti mi coglie così l'occasione è quella di rinnovare l'invito in qualche modo ad avere una lungimiranza, di prevedere se non costruzione, l'adattamento di qualche struttura già esistente o il recupero di qualche struttura già esistente per rendere possibile l'esecuzione di, appunto... Come si dice, glisson, perché questo è un argomento che... Sì, ma l'abbiamo già affrontato, ecco, ma mi fa piacere di richiamare l'attenzione. Facciamo una cosa, Piero, visto che anche, dobbiamo dirlo, insomma, il concerto di domani si tiene all'interno nel parco del Castello di Miramare, e in questi giorni si sta chiudendo il mandato della dottoressa Contessa. Bisogna dire la verità che il lavoro che Andreina Contessa ha fatto a Miramare è qualcosa di strabiliante, pensando a com'era anche percepito Miramare alla fine, insomma, quando lei è arrivata nel 2017, se non mi sbaglio. In breve tempo è riuscita a farlo riamare dai triestini, che non è cosa facilissima, e a farlo ancora riscoprire dai turisti. Quindi insomma, semmai c'era una che doveva essere clonata, era Andreina Contessa, insomma, però ogni esperienza ha un fine. Speriamo che, anche credo nei confronti delle varie realtà che sono state chiamate poi io non so se l'idea partiva da lei, se lei ha fatto semplicemente da come dire, collettrice ma insomma, fatto sta che si rileva facilmente che con lei queste cose si sono potute fare. Allora, io ti ringrazio di questa occasione che mi dai, perché lo faccio anche qui pubblicamente. Ringrazio veramente di cuore la dottoressa Contessa, perché anche con noi, con le nostre produzioni, è stata un'intesa immediata. Le proposte sono arrivate da noi, ma trovavano un terreno fertile di chi sapeva capire che la valorizzazione degli spazi museali si ha certo attraverso la conservazione, la cura, il restauro e tutto quello che ha fatto di grande ed è riconosciuto da tutti, ma anche con una progettualità di manifestazioni che sapessero in qualche modo intercettare un pubblico che mai sarebbe magari forse arrivato là, è arrivato indirettamente per quelle che possono essere delle produzioni musicali o teatrali, hanno avuto l'occasione di riscoprire proprio non solo il castello ma anche il parco, cioè tutto quello che è il comprensorio di Miramare. È stata una collaborazione con la dottoressa Contessa, gliel'ho ricordato oggi proprio nel convegno che ha tenuto e che sta tenendo ancora nel pomeriggio a Miramare, di ringraziamento per questa preziosa collaborazione,
oggi proprio in occasione del suo congedo in qualche modo ricordava quali erano le urgenze a cui si è trovata a dover far fronte appena arrivata, ed erano urgenze davvero anche drammatiche e preoccupanti, che tra l'altro hanno intercettato anche quella che era la nostra attività, per cui programmato il concerto all'aperto con il piano B del recupero all'interno della Sala del Trono. Ci siamo trovati un'estate di qualche anno, di 5 anni fa, con arriva al presidente della società di concerto la chiamata del tecnico nostro della sicurezza e mi dice: avvocato, sta piovendo. Ma io ho detto: lo so che sta piovendo, perché non lo facciamo all'aperto, lo facciamo all'interno della Sala del Trono. No, ma sta piovendo all'interno perché le finestre non tengono l'acqua, è un disastro, quindi dobbiamo sospendere il concerto. A questo la dottoressa Contessa ha saputo, con una programmazione nel tempo, rimediare, e ora ci troviamo in una struttura che sa offrire accoglienza all'aperto, all'esterno e in ogni occasione. E poi c'è da dire anche questo: quando ha incominciato a lavorare sul parco, perché il parco era anche in condizione, quando ha cominciato a lavorare sul parco, non ha lavorato davanti all'ingresso diciamo principale del castello, che avrebbe detto guarda come stanno lavorando eccetera. Ha incominciato giustamente sopra, dove la situazione era anche pericolosa, e quindi veramente credo che insomma, io non sono per i titoli, ma semmai una persona merita il titolo che ha per cognome, credo che sicuramente Andreina Contessa veramente ha fatto un lavoro eccezionale. Davvero la contessa di Miramare, posso dirlo? Sì, per noi questo è... Ho fatto una battuta oggi anche proprio pubblicamente con lei, ma mi sentivo di farlo, nel senso che è stata realmente una persona che lascia l'impronta. Sono quelle persone che molto raramente ormai passano, lasciano l'impronta che molti altri speriamo che magari riescano in qualche modo quantomeno a fermarla in zona. Perché sarebbe importante anche quello. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Io vi ricordo l'appuntamento di domani alle 20:45 al Castello di Miramare, l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano a Miramare, con Davide Cabassi al pianoforte, diretta da Alessandro Cadario, credo sia il nome, la pronuncia corretta. In programma Beethoven, concerto per pianoforte e orchestra numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73 Imperatore, e di Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 4 italiana in La maggiore, opera 90. Noi ci vedremo più avanti per le altre cose di quest'estate. Grazie al presidente della Società dei Concerti Piero Lugnani. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo di altro, parliamo di igiene orale. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato, siamo in compagnia del dottor Stefan Marjanovic, che è odontoiatra, dentista insomma per noi, con il quale appunto parleremo di prevenzione, parleremo di igiene orale. Prima di incominciare però, altrimenti se no resta male, se ne ha male il presidente della Società dei Concerti, si era dimenticato di dire che il pianista Davide Cabassi, che si esibirà con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, è un vincitore del premio Van Cliburn, per dar l'idea appunto del valore del concerto di domani. Allora, diciamo, che cos'è l'igiene orale esattamente? Una di quelle parole che noi spesso pronunciamo, magari riteniamo che quando si parla di igiene orale sia lavarsi i denti, eccetera. Credo sia una concezione più ampia, no, della problematica. L'igiene orale è l'insieme sicuramente delle manovre che sono necessarie perché venga mantenuto un corretto stato di salute del cavo orale, e conseguentemente a questo si va ad evitare ulteriori problematiche che possono andare a manifestarsi. L'igiene orale poi di per sé fa parte del macro insieme della prevenzione orale, che non è composto solo dall'igiene orale domiciliare, ma anche dai controlli periodici professionali, ma addirittura anche dalla dieta, che molto spesso magari non viene considerata, però fa parte
Che senso? Beh, la dieta è importantissima sicuramente nei bambini, ad esempio, adesso ho capito, sì. Cosa viene mangiato, quanto spesso, e quindi è una situazione che può andare ad influire sull'igiene, dove magari abbiamo già una difficoltà nel lavare i denti ad un bambino, in più se mangia frequentemente sicuramente ha un impatto decisivo su quella che è la salute orale. Infatti, non so se ci ha mai fatto caso, ma capita magari da noi in studio più spesso che vengano bambini che hanno denti neri, ma ogni tanto si vede in giro. Questo ad esempio è proprio frutto di una dieta inadeguata, del bere sostanze zuccherate, latte o succhi di frutta, o anche addirittura mangiare prima di andare a dormire, e quindi lasciando queste sostanze l'intera notte che vadano ad agire, quindi è un fattore molto importante anche se Senta, trascurato. dottore, perché i bambini hanno, come posso dire, oppongono resistenza a lavarsi i denti? Beh, secondo me è un fattore di quanto è interessante l'atto di per sé, perché Sì, parliamoci chiaro, non è interessante, non piace neanche a me, però è necessaria, quindi quello che deve essere l'abilità del genitore, secondo me, è proprio rendergliela interessante, quindi magari mettergli la canzone preferita e dargli questo compromesso del facciamolo finché dura i 3 minuti di canzone, o clessidre, quindi a essere divertente nel diventa una specie di girarla. gioco. Esatto, e sicuramente perché può trasmettergli come una cosa divertente, che secondo me potrebbe essere un approccio giusto. Poi quello che dice lei è anche curioso, perché a pensarci bene è un'attività che fino a qualche anno, fino ad insomma, che un bambino fa da solo da una certa età in poi. Prima sono sempre i genitori che devono dare, quindi forse anche questo può essere fastidioso, perché è una cosa che il bambino non fa da solo. Beh, potrebbe essere, ed è per questo che ad esempio, secondo le linee guida, quello che viene consigliato è di iniziare con la pulizia del cavo orale già in età neonatale, quindi appena nata, che viene effettuata tendenzialmente con delle garzette sterili, o esistono anche dei tali in silicone, e questo atto nell'andare a passare la bocca, insomma con la garzetta inumidita di acqua, va a introdurre il concetto che in bocca qualcosa va fatto. Ecco, ad esempio questo atto andrebbe fatto almeno 2 volte al giorno per andare insomma ad avere un'igiene adeguata. Ad esempio un fatto curioso, ieri parlavo proprio con una nostra assistente che ha una bambina piccola di circa 1 anno quasi, che ha già i primi dentini, e lei prima, nonostante le informazioni diciamo di facile reperibilità, si è meravigliata del fatto che i denti vanno già spazzolati, e nella sua testa è un qualcosa che accade dopo, in realtà sì, ho capito. Dal momento in cui il dente appare andrebbero utilizzate. Io ricordo quando ero bambino, ma insomma, sto parlando quindi di più di 50 anni fa, ahimè, era stato emesso sul mercato una linea di dentifrici per bambini che tra l'altro avevano anche gli spazzolini con i personaggi Disney che si giravano. Ora io ho solo l'idea che uno mentre, la cosa era piuttosto difficile, che uno mentre si lavasse i denti riuscisse anche a far girare, ma i sapori di questi dentifrici erano dei sapori molto, molto particolari. Devo essere sincero, non buonissimi, per dire la verità. Io avevo quello alla fragola, io sono sempre stato ingordo di fragola, e devo dire la verità che lavavo con più gioia, insomma, quindi forse anche si intercettava anche questo aspetto. Beh, questo secondo me è un tasto importante anche oggi. Per fortuna abbiamo questi dentifrici che hanno sicuramente dei gusti accattivanti, e quindi rende più piacevole l'atto delle manovre, insomma, del lavaggio. Quello che sarebbe però da porre attenzione è a non lasciare il dentifricio reperibile al bambino, perché proprio questo gusto cattivante potrebbe invogliare ad aprirlo e a mangiarlo, che in realtà non sarebbe la cosa più adeguata. Quindi comunque
in un'età precoce, dai 6 mesi ai 3 anni, il bambino tende a deglutire il dentifricio, che diciamo, ce lo facciamo andare anche bene se le quantità sono minime, infatti lo spazzolino andrebbe solo sporcato col dentifricio, però se glielo rendiamo disponibile potrebbe succedere un guaio, quindi supervisionare il bambino fino a un'età, diciamo, in cui comincia a comprendere sicuramente l'ideale. C'è un altro, come dire, elemento che credo sia molto, molto importante trattare quando parliamo dei bambini piccoli, ma anche quando parliamo dei bambini un pochettino più grandi, che è quello del ciuccio. Anche là probabilmente nel corso degli anni è molto cambiata anche la valutazione nei confronti. Io l'ho portato, devo confessarlo, non ho difficoltà io l'ho portato fino a 5 anni. Insomma, diventa anche inconsciamente una sorta di coperta di Linus, insomma, per certi aspetti. Beh, sicuramente è un salvagente per i genitori e quindi lo utilizzano e magari gli dispiace anche allontanarlo dal bambino, perché poi il bambino, come ogni abitudine viziata, in un primo periodo ne sente la mancanza. L'ideale comunque sarebbe però non protrarlo oltre i 2 anni, perché poi fa da una specie di apparecchio ortodontico e quindi può influire su quello che è lo sviluppo del cavo orale. Ma quelli che si vedono soprattutto negli Stati Uniti, io ho visto in alcune immagini, ci sono dei ciucci che hanno attaccato come una specie di piccolo peluche, non grandissimo, insomma, ma non è che sta roba qua, come posso dire, pesa e se tenuta in bocca per troppo tempo può dare anche un fastidio, perché io capisco tenere il ciuccio normale, ma se in un ciuccio ci attacchi un pupazzetto, per quanto possa non essere pesantissimo, eccetera, però mi chiedo... Sicuramente enfatizza ancora di più l'azione del ciuccio e del fatto che preme sulle pareti del cavo orale, perciò ovviamente dirige verso una direzione che non dovrebbe andare. Perciò, come dicevo, passati 2 anni l'ideale sarebbe... Ecco, allora io chiedo intanto alla regia se qualcuno può intervenire per tirar su il microfono del dottore, perché io mi rendo conto, sta cadendo sistematicamente. Ok, perfetto, per il momento forse potrebbe andare così. Allora, diciamo che ci sono più fasi, no? Quando si parla di prevenzione, è quella, diciamo così, quando il bambino è neonato fino ai 6 mesi, poi dai 6 mesi ai 3 anni, lì che cosa cambia in quel periodo? Beh, sostanzialmente teniamo la fascia di passaggio 6 mesi perché è il momento in cui mediamente sbucano i primi denti e quindi quella è la fascia d'età, potrebbe avvenire anche qualche mese prima o anche dopo, esatto. E fino a 2 anni, diciamo 24 mesi, c'è l'eruzione dei denti decidui, perciò si ha il completamento di questa dentizione. Quello che cambia è proprio il passaggio dalla garzetta all'utilizzo dello spazzolino setole morbide e cosa che sembra scontata ma non lo è, testina piccola, perché in una bocca piccola avere una testina grande diventa difficile, perciò quello che è consigliato è una testina piccola per poter arrivare in tutte le direzioni, abbinato, come dicevo prima, magari a qualche canzone clessidra per rendere tutto più... E quando è il caso appunto che un bambino comincia a lavarsi i denti da solo? Cioè, dipende anche da bambino a bambino probabilmente. Perché... Beh, sicuramente dipende dalle capacità del bambino, di quanto interesse ha, magari c'è chi si interessa di più, chi di meno. Io direi che un'età giusta non c'è da dire a 6 anni va bene, però sicuramente dagli 8 anni potrebbe essere adeguato, e poi chi ha capacità nel comprendere, nel farlo anche prima, magari controllandolo per essere sicuri che effettivamente venga fatto. Bene. E il filo interdentale invece quando si può incominciare ad usare? Beh, il filo interdentale è una questione molto
interessante secondo me, perché apporta un grande beneficio all'interno della pulizia del cavo orale, ma molto spesso viene omesso come una cosa superflua. Diciamo che l'indicazione c'è già da quando si creano i primi contatti dentali, quindi potrebbe essere già a 2 anni. E magari per il genitore è difficile e quindi esistono anche delle forcelle che hanno il filo integrato e quindi questo consente un utilizzo più facile da parte del genitore. Poi mi rendo conto che diventa difficile già lavarglieli con lo spazzolino, il filo comincia ad essere complesso, però già da questa età diciamo c'è l'indicazione. Poi magari viene più facile quando diventa ragazzo o ragazza e quindi più compliante, diciamo. Poi c'è la fascia dai 3 ai 6. È caduto di nuovo. Ecco, adesso arrivano le truppe cammellate, ma dovrebbe andare già bene. Poi c'è la fascia dai 3 ai 6 anni, dove il bambino è già anche in grado probabilmente di fare qualche cosa appunto nella fascia dai 3 ai 6 anni sostanzialmente abbiamo quindi una dentizione decidua completa, c'è una fase di stallo, quindi i denti non cadono fino al compimento dei 6 anni più o meno, dove cominciano i primi incisivi a cadere, e quindi è una fase dove continuiamo ancora ad utilizzare un dentifricio non superiore, con quantità di fluoro non superiore a 1000 parti per milione, cerchiamo di dare una quantità paragonabile a un pisello, così il bambino riesce a lavarselo, sempre attenzione magari a supervisionare il tutto e a non lasciare il dentifricio insomma disponibile proprio per i gusti accattivanti di cui dicevamo prima. È una fascia d'età anche pericolosa, come dicevo prima, per quanto riguarda le sostanze zuccherate, bevande, quindi magari viene voglia dopo aver lavato i denti di un qualcosa in più, di un biscotto, attenzione, è meglio rilavarli di nuovo. Ecco, c'è una cosa che mi incuriosisce, adesso che ci penso, ho visto ieri delle immagini, per esempio il figlio del principe William ha perso i denti davanti, sì. E nelle immagini che si vedono, cioè non ha nessuna, come dire, non fa nessun dramma a farsi vedere con i denti appunto che mancano, eccetera. Credo sia a livello anche di immagine una scelta giusta, insomma, no? Perché fondamentalmente fa parte della crescita perdere i denti di latte, come noi diciamo, esatto. No? Non c'è un dramma, ecco. Sicuramente i bambini non se ne rendono conto, anzi molto spesso è proprio un traguardo che cercano di raggiungere, perché molto spesso ci capita in studio che vengono e ci raccontano che l'amico, l'amica o metà classe li ha persi, lui non ancora, quindi è proprio per loro secondo me un segno di crescita. Sono diventato grande, anch'io ho perso i denti, quindi a maggior ragione non hanno problemi a farsi vedere in questo stato, se possiamo chiamarlo. È anche più simpatico, per dire la verità, cioè fa sorridere. Allora, quando poi si arriva, diciamo, all'età adulta o comunque, insomma, da una certa età in poi, da questo punto di vista, si debbono, immagino, prendere anche le abitudini che prendono gli adulti. Questa è la domanda, credo che chissà quante volte vi sarete sentiti poi. Quante volte al giorno bisogna lavarsi i denti? Ecco, anche questa è una domanda che può sembrare scontata, ma magari c'è chi non la intende così. Allora, da indicazioni l'ideale sarebbe almeno 3 volte al giorno, quindi la mattina, pomeriggio dopo i pasti e la sera prima di andare a coricarsi. Ovviamente la sera, una volta lavati i denti, non andrebbe appunto mangiato più niente. Quello che però viene sempre un po' discusso è la mattina, se lavarli prima o dopo colazione, quando lo faccio, e quindi in un mondo ideale la cosa sarebbe da lavare prima, mangiare, aspettare una ventina, mezz'ora di minuti e rilavare. Ovviamente non tutti abbiamo questo tempo e forse anche la voglia di farlo, quindi piuttosto a questo punto lavare dopo, ma si è visto che va benissimo anche lavare prima se
l'atto viene eseguito in modo corretto. C'è differenza fra gli spazzolini, diciamo così, normali e gli spazzolini, come si chiama, quelli elettrici insomma? Beh, in realtà la differenza che potrebbe esserci è quella di utilizzo, perché poi di resa potremo arrivare agli stessi risultati sia con uno che con l'altro. Ovviamente l'impegno che c'è dietro magari è diverso, perché lo spazzolino manuale richiede molta manualità, quindi ad esempio anche in un bambino secondo me è più facile introdurgli uno spazzolino elettrico che richiede meno movimenti e quindi più facilità nell'utilizzo e forse anche più divertente, soprattutto perché adesso hanno anche timer e quindi misurano il tempo, quindi anche traguardi da raggiungere. Il manuale invece è uno strumento valido, è sempre stato utilizzato, quello che cambia è che c'è una grande difficoltà nell'andare a utilizzarlo, quindi bisogna impararlo bene, ma una volta imparato nulla vieta di continuare ad utilizzarlo. È come se adesso non so, è come se lo spazzolino tradizionale ti desse più soddisfazione, non lo so, mi dà questa idea. Beh, ma anche lì penso sia una questione di abitudine o di come uno percepisce, perché invece mi sento sentire pareri dibattuti, insomma contrari, chi si trova meglio con l'elettrico, chi si trova meglio col manuale, ma è semplicemente come uno la sente, insomma, perché se poi viene fatto bene la resa è quella. Altro argomento che scatena dibattiti è il colluttorio. Beh, il colluttorio è secondo me uno dei mezzi più fraintesi nell'igiene orale. Molto spesso viene associato come la soluzione e quindi non ho tempo, passo il colluttorio e va bene lo stesso. In realtà va distinto anche lì, perché esistono collutori cosmetici e collutori di tipo medicale, quindi i colluttori cosmetici praticamente non fanno molto altro che rinfrescare la bocca e la sensazione in bocca, mentre quelli medicali, che però in questo caso vengono prescritti dalle figure professioniste in determinate condizioni, hanno delle sostanze particolari come antisettici e quindi magari in condizioni di particolari infezioni, chirurgia o situazioni insomma particolari da indicazione vengono utilizzati, quindi il collutorio va bene se viene utilizzato quello dico cosmetico con l'idea di rinfrescare, però non di rimedio, perché l'azione meccanica è quella che c'è da dire che in alcuni casi hanno un gusto che veramente sembra, non so, acido, ma vabbè, insomma, una volta io mi ricordavo c'erano dei prodotti molto più gradevoli, molto più, devo dire la verità che anche alcuni gusti di dentifricio sono molto cambiati rispetto ad un tempo. Io utilizzavo una marca con la quale mi trovavo molto bene, questi hanno cambiato anche loro miscela, non so come dire, e ho dovuto cercare un'altra marca perché in alcune non mi ha preso, poi fa parte proprio anche del gusto. Laddove invece servono a qualche cosa, fanno la pubblicità di questa specie di gomme da masticare, sembra un controsenso che uno vada a lavare, dico se non hai tempo di lavarti i denti dopo pranzo perché devi tornare al lavoro, c'è questa gomma americana che ti lava i denti, eccetera. Beh, sicuramente domanda interessante. Allora, quello che per lo più fanno è un'azione, anche questa, meccanica di trazione, appiccicandosi, diciamo, se così se mi lasciate passare il termine, al cibo presente, e quindi ovviamente fa un po' questa azione. Poi al loro interno hanno presente anche lo xilitolo, che quindi è uno zucchero, ma che in realtà non va ad agire nel meccanismo insomma, della carie, perciò crea anche un gusto gradevole e ovviamente un qualcosina lo fa, come ad esempio anche la mela, si è sempre vista questa pubblicità o comunque
nell'uso comune di mela, mangiare la mela è simbolo di bocca sana, per dire, però è proprio l'azione meccanica del grattare che fa masticandola, e quindi sostanzialmente leva il grosso, però ovviamente non sostituisce. Per gli adulti, filo interdentale, qual è meglio? Quello, diciamo, filo, forcelle, scovolini? Allora, diciamo che andrebbe tarato in base alla propria condizione clinica, perché non tutti abbiamo la stessa condizione in bocca. C'è chi ha completamente i propri denti naturali, chi magari comincia ad avere qualche lavoro protesico, che sia corone, impianti e quant'altro, quindi non c'è un determinato filo che possa andare bene per tutti. Sicuramente le forcelle magari sono più facili da usare, e quindi noi ad esempio le consigliamo in chi ha meno manualità, magari in un'età avanzata dove i movimenti non sono più solidi, diciamo, e quindi diventa più facile da essere usato, però appunto lì va tarata in base alla propria condizione clinica. Poi quando ci si lava i denti, che si vede sangue, che cosa, l'ipocondriaco è subito dal medico per farsi fare la ricetta per chissà quale... È un segno d'allarme, così se possiamo definirlo, che molto spesso viene frainteso, e molto spesso mi sento dire vedo sangue, non tocco, perché non si sa mai che succeda qualcosa. Di solito il sangue indica una zona di infiammazione, e quindi come tale andrebbe trattata, perciò dove c'è sangue vuol dire che qualcosa non sta quadrando. Ora potrebbe essere semplicemente che quella zona non è stata detersa in modo adeguato per diversi giorni, e questo conduce a una flogosi localizzata e quindi sanguinamento, ad esempio passando il filo interdentale, come a delle condizioni patologiche anche croniche, che possono portare invece ad altri tipi di problematiche. Molto spesso ci sentiamo dire il termine tasca parodontale, ecco, questo è un esempio di infiammazione cronica, e quindi in questi siti sono spesso accompagnati da sanguinamento al lavaggio e allo stimolo sostanzialmente. Quindi la cosa migliore in queste situazioni è rivolgersi verso proprio il professionista di fiducia e cercare di capire il perché e come affrontare la situazione. Allora, come l'età dell'uomo di Shakespeare, siamo arrivati verso la fine e occupiamoci delle persone problematiche che non necessariamente attengono alle persone più anziane, ma insomma. Per esempio, ci si deve togliere inutile andare la dentiera di notte? Allora, la dentiera andrebbe tolta di notte. C'è sempre anche lì, non si sa mai, il paziente molto spesso non si ricorda perché è bombardato da informazioni quando magari gli viene consegnata o meno, però l'ideale sarebbe toglierla di notte in modo tale che la saliva possa bagnare l'intera bocca, andare a riportare l'equilibrio che dovrebbe sussistere, e la protesi, se in resina, andrebbe tenuta diciamo in acqua, in un bicchiere d'acqua, come magari la vecchia, esatto. Come si dice. Questo consente che questa resina non si secchi durante la notte, quindi continui diciamo bagnarsi e seccarsi nell'arco degli anni, potrebbe condurre a microcricche del materiale, quindi poi a future fratture, quindi onde prevenire questo bicchiere. C'è una battuta del nostro amico Alessio Colautti che, per dire, cioè, a quell'ora amico zai i denti in bicchiere, come dire, a quell'ora è troppo tardi, io sono già che dormo. E chiudiamo anche questo uso del bicarbonato per avere i denti più bianchi. Beh, anche questa sempre è una domanda che spesso mi sento dire, ma se lo uso, li sbianco, funziona, non funziona? In realtà non è un mezzo adeguato perché è molto abrasivo, quindi ovviamente non avrebbe nemmeno in mente, per dire la verità. E quindi andare ad utilizzarlo, magari associandolo a setole dure e a tanta forza, rende l'abrasione esponenziale, e lì sicuramente è un prodotto che non va utilizzato. Come anche bisognerebbe fare attenzione ai dentifrici con i granuli all'interno, perché anche quelli possono essere abrasivi, soprattutto associati a
tanta forza, setole dure in più. Ok. Quindi, è così, setole dure, medie e morbide, qual è l'ideale? Dipende dalla bocca della persona o proprio c'è una... diciamo che in realtà la maggior parte del lavoro viene risolto dalle setole morbide e quindi rende la pulizia più confortevole e ha meno, diciamo, impatto su quello che sono le gengive. Utilizzare delle setole dure bisogna stare attenti perché è più facile abbradere i denti o comunque traumatizzare la gengiva, quindi la forza adoperata dovrebbe ridursi e non sempre è facile riuscire a tarare la forza e combinare le due cose, quindi per evitare problemi magari setole morbide e magari più tempo da dedicarci. Ora abbiamo chiuso. No, c'è un'ultimissima domanda, ma deve rispondere in meno di un minuto. Se uno ha dei ponti, può pulire sotto con l'idropulsore? Allora, cos'è l'idropulsore? L'idropulsore è sostanzialmente un mezzo che spara acqua, se così possiamo dire, e quindi è utile nell'andare sotto. Forse ho capito. È un mezzo che può essere utile però a togliere il grosso, il cibo magari incastrato, ma sicuramente andrebbe accompagnato da altri mezzi come scovolini interdentali o filo interdentale, quindi da non usare solo quello. Quindi come ultima ratio al limite eventualmente. Allora io ringrazio, è stato veramente molto interessante parlare col dottor Stefan Marjanović di queste cose che sono, come dire, cose di tutti i giorni, magari non ci si riflette troppo ed è giusto ogni tanto sottolinearle. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a lei. Ogni tanto magari torni a trovarci, così discutiamo sicuramente di problematiche più specifiche, così daremo sempre di più una mano ai nostri telespettatori, che noi ritroveremo domani alle ore 17:55. Buon proseguimento a tutti, arrivederci.